Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio con i pensionati della CISL, FNP CISL, ad affrontare uno dei tanti temi scottanti, caldi, che restano sempre scottanti e sempre caldi perché sembrano non trovare mai soluzione. E noi torniamo a parlare, perché è un'emergenza, inutile dirlo, della non autosufficienza e soprattutto di un'azione che è stata intrapresa dal sindacato dei pensionati per la raccolta firme per la legge sulla non autosufficienza. Per chi non avesse ben compreso di che cosa si tratta, adesso vi verrà spiegato bene tutto per filo e per segno dal nostro esperto, ben ritornato Giancarlo Pegoraro, grazie di essere con noi, grazie. Segretario regionale FNP del Veneto, FNP CISL del Veneto. Allora, quante volte è stato detto, ribadito, quante battaglie fatte, però ormai si chiude l'anno e ancora là, sembra essere punto a capo, eppure è una delle priorità. Per quanti governi? Quante volte avete ribadito questo discorso della non autosufficienza, che servono finanziamenti, che serve una legge che abbia anche dei contenuti? Noi continueremo, perché ha detto bene lei, non è più una questione di tempi ormai, è una questione di dignità. Noi continueremo questa battaglia per tutto il tempo che servirà, perché siamo di fronte a un atteggiamento da anni peraltro tenuto, specie in Parlamento, dove i pensionati, 16 milioni di pensionati, che hanno lavorato e quindi versato i contributi, e che in una certa parte sono quelli, non solo loro, ma sono i pensionati ad avere anche i problemi di non autosufficienza, chiedono oggi non risorse o non solo risorse, ma una legge di dignità. Lo abbiamo detto tante volte, lo abbiamo ribadito a tanti soggetti. Siamo un po' stanchi, ma continueremo perché le persone che vengono a firmare da noi, le persone che aderiscono alle nostre organizzazioni hanno capito che è una richiesta di rispetto, una richiesta democratica, una richiesta di dignità. Questa è la raccolta firme che state facendo? Questo è il modello per la raccolta firme che continuerà in tutte le piazze fino a quando ci sarà necessità. A tal proposito io ancora una volta ringrazio i nostri pensionati che si prestano in tutti i comuni, non solo nelle province, a fare questa raccolta di firme, a mettere fuori i nostri volontari, i nostri pensionati, a mettere fuori i gazebo, a fare questa raccolta di firme, e ci sono molte persone che aderiscono anche tra i giovani proprio perché abbiamo, come dire, siamo riusciti a spiegare che è un concetto di dignità. Ecco, tra l'altro non autosufficienza riguarda moltissimi anziani, pensionati, perché ormai è così, però secondo me è una questione trasversale, sia perché ci sono anche molti giovani purtroppo non autosufficienti, sì, ma soprattutto perché il non autosufficiente, se non ha una struttura di supporto sociosanitaria, va a carico delle famiglie, famiglie che hanno già i loro problemi. Esatto. Di non poco conto. Allora, quindi la non autosufficienza, come ben sappiamo e purtroppo sappiamo, riguarda certamente gli anziani, come si diceva, ma pensiamo nelle famiglie a quante persone giovani o addirittura bambini abbiamo, e per questo e in questo senso noi diciamo che ci vuole l'omogeneità di una legge che rappresenti questi soggetti. Fino ad oggi ma tutti i governi e all'interno del Parlamento hanno sempre parlato di risorse, solo di risorse, importantissime le risorse, ma come a dire: ma vi stiamo dando le risorse, cosa volete? La verità vera è che se queste risorse non sono, come dire, indirizzate nella giusta maniera, non abbiamo prestazioni omogenee in giro per l'Italia, ma soprattutto non raggiungiamo con le prestazioni minime chi davvero ha bisogno di cosa. E le non autosufficienze non sono tutti uguali. E il paradosso è che io non posso dire ti do un qualcosa di materiale e magari non è quello o solo quello che serve. Quindi noi siamo in cerca di questo, lo stiamo
ribadendo ancora di più di altre materie che sono molto più importanti per noi, perché noi viviamo tra la gente, sì, siamo noi la gente, e ricordo sempre, ogni volta che io vengo qua, ricordo che noi siamo, come dire, oggi ormai i genitori e i nonni di persone delle nostre famiglie, quindi non possono dire che siamo né avari né egoisti e che non ci preoccupiamo del futuro dei nostri figli. Questo assolutamente. Però sostanzialmente che cosa siete riusciti a ottenere, ad avere una promessa, un qualcosa? Perché un'apertura, se non erro, un paio di governi fa c'era stata, no? Un inizio di trattativa, almeno un dialogo, poi mi sembra che si fosse un po' congelato il tutto. Adesso a che punto siamo? Noi è brutto dire che siamo a un punto morto in questo senso. Noi avevamo raggiunto un accordo di carattere generale nel 2016 col governo Gentiloni, che prevedeva per questa materia, ma in realtà per altre materie, prevedeva un percorso a tappe per andare a definire queste situazioni. Mi riferisco in particolare, magari la vedremo dopo un attimo, sulla rivalutazione delle pensioni, che doveva partire il 1° gennaio 2019 per intero, dopo essere stata ferma per molti anni. Da questo punto di vista poi i governi che si sono succeduti hanno bloccato questa tipologia di accordi, perché è chiaro che le risorse, poche magari, sono state destinate ad altre situazioni, importanti peraltro, ma non completamente attente appunto alla richiesta dei pensionati, che ricordo sono 16 milioni di persone, non di oggetti che passano per la strada. Assolutamente. Ecco, quando si parla di legge per un'autosufficienza c'è un discorso nazionale, c'è un discorso territoriale, regionale, no? Allora, facciamo anche qui comprendere. Sì, infatti voglio ribadire anche qua, perché è giusto dirlo. Allora, per quanto riguarda le risorse, anche questo governo sta dicendo abbiamo aggiornato, la metto così, le risorse a disposizione. Però noi continuiamo a ribadire, per le cose dette poc'anzi, appunto, che le risorse non sono l'unica soluzione per questo problema. Noi abbiamo la slide con le cifre indicativamente. Certo, e come si può vedere, comunque anche le risorse mancano, ma insisto in quel concetto di omogeneità di una legge, perché abbiamo bisogno di rappresentare le persone dignitosamente come soggetti e non come oggetti, da questo punto di vista. Ecco, tornando un po' indietro per capire anche di che numeri stiamo parlando, abbiamo anche un supporto di una slide, quindi del numero dei pensionati per territorio, quindi per province, che ci fa comprendere anche certe dinamiche, come si muovono, e quindi delle eventuali esigenze che ci possono essere. Ed è molto rilevante questo, perché dai numeri si estrapola anche che tipo di intervento potrebbe essere necessario. Cioè, per esempio, Rovigo ha il 30,3% sulle percentuali di residenti di pensionati, cioè 71.733, una città molto piccolina che si trova in un'area particolare. Poi c'è, per carità, Padova che si difende perché ha 233.979, 25%. Però le zone più disagiate, che sono Rovigo e Belluno, hanno numeri che in proporzione sono importanti, quindi vuol dire che persone che si trovano in un territorio più difficile, tra virgolette, possono avere difficoltà maggiori. Ma questo la ringrazio anche della domanda in questo senso, perché poi ci fa riflettere anche su altre condizioni, cioè quando si parlava anche altre volte delle politiche per la famiglia che in questo Paese non ci sono. Allora è un dato ormai eclatante e purtroppo dimostrato che la popolazione sta diventando più anziana. A questo si legano e si legherà sempre più in futuro diverse problematiche, perché è vero che la vita si allunga, perché si dice si vive un po' meglio, ma attenzione che se si allunga da persone ammalate diventa un problema per sé e per le famiglie. In questo senso noi da anni stiamo chiedendo, appunto in questo caso,
della legge per la non autosufficienza, ma da anni stiamo chiedendo, perché lo vediamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana, che una politica per la famiglia che non c'è da tanti anni, quindi qua non stiamo parlando del governo A, B o C, non c'è da tanti anni, e implica che da un lato le famiglie abbiano problematiche di due tipi, anche a volte molto in controsenso tra esse, cioè l'anziano che deve aiutare i figli continuamente perché non trovano lavoro, oppure perché hanno i bambini piccoli, perché il lavoro è spezzettato e frazionato. Quindi nonni attivi sul territorio. Però dall'altro, come si diceva altre volte, abbiamo anziani oggi, quelli non autosufficienti, che devono essere aiutati dai figli, perché non possiamo immaginare che una pensione, che è la media anche di questa regione, di 1.500 euro lordi o anche fosse di 2.000 euro lordi, possa mantenere una persona all'interno delle case di cura. Se vuole, qui andiamo... Infatti io tornerei proprio sulla slide che abbiamo visto in precedenza. 1450 stipendio mensile di un assistente familiare a 54 ore. La penultima. Allora, noi abbiamo... E 1.500-3.000 la retta mensile in una struttura convenzionata o non convenzionata, dove 3.000 è se non c'è la scheda che ti fa entrare. Insomma, esatto, noi abbiamo, sì, non solo, ma abbiamo questo tipo di problema, che è il costo molto alto di queste rette. Lei pensi appunto che in Veneto più che verso i 1.500 si avvicina verso, molte persone si avvicinano verso i 3.000, sì. E quindi è inimmaginabile che un pensionato o poche decine di pensionati possano avere questo tipo di pensione, insomma. Ma si aggancia al famoso discorso in regione in particolare, che noi abbiamo fatto non solo sulla non autosufficienza, ma anche sulla riforma delle IPAB. Noi chiediamo che si lega, sono 20 anni, è l'unica regione con la Sicilia in Italia che non ha fatto la riforma delle IPAB. Voi avete avuto un incontro con l'assessore? Noi abbiamo avuto più incontri, l'ultimo incontro è stato anche pochissimo tempo fa, ma lo dico con estrema educazione, spero, ci si continua a dire che si farà, ci penseremo, vedremo, lo faremo. Abbiamo stanziato soldi. Quindi la regione dice abbiamo stanziato soldi? Sì, la regione ha stanziato delle risorse in più, ma non si vuol anche qua capire che non si può accettare che non ci sia una riforma delle IPAB. Perché? Perché abbiamo bisogno di un pezzo di carta? No, perché vediamo che c'è una invasione di soggetti che si applicano sulle case di cura, ma non si capisce bene che mestiere facciano. E anche qua abbiamo bisogno di omogeneità. Noi siamo, lo dicevo altre volte, non è che siamo ideologicamente per il pubblico o solo per il privato, o siamo perché ci sia una qualità di servizio con prestazioni omogenee e a cui la gente possa accedere. Non possiamo accettare che ci siano solo le leggi di mercato sulle case di cura, perché parliamo di carne e ossa di persone. Non può esserci solo la legge di mercato, per cui ci arrivano soggetti anche stranieri, con tutto il rispetto, siamo nella globalizzazione, ma che non si sa da dove arrivano, propongono delle rette che poi magari modificano a loro piacimento. No, noi vogliamo che la Regione su questo finalmente faccia il suo compito, lo faccia fino in fondo, che la smetta di fare le promesse e che ci applichiamo tutti su questa scelta, perché ripeto, è inutile che continuiamo a dirci che la popolazione invecchia, che non c'è qua, che non c'è là, è un dato di fatto e deve intervenire chi? La politica, perché è la politica che dirige il Paese, in questo caso la Regione, ma il Paese a Roma. E sono lì che nascono le scelte. I corpi intermedi, le persone, i cittadini lanciano delle proposte, verificano
se vanno bene, però, ma di fatto, è la politica che fa infatti, le cose. a proposito di politica, voi più volte, a fronte di numeri ben precisi di persone pensionate, qui possiamo anche vedere una slide di supporto che ci fa capire il numero dei pensionati di cui stiamo parlando, avete chiesto anche di rivedere la situazione economica, quindi con l'estensione della 14ª e così via. Ecco, c'è appunto, chiedevo i pensionati, fasce di reddito, questa, eccola qua, vediamo questa, che ci fa capire di che cosa stiamo parlando, perché numeri, per dire il grafico in giallo, insomma, fa comprendere che da 500 a 999 euro, che è pochissimo, c'è un ben 25,10% dei pensionati, sono tanti assolutamente, per non dire il 7,80% fino a 499 euro, cioè non neanche sopravvivere. Quindi a questo proposito, poi se vediamo anche una cartina geografica, la stessa cosa ci fa comprendere le dinamiche come sono per il territorio. Sì, grazie. Chiariamo due aspetti su queste cose, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Sì. Allora, quando parliamo delle pensioni fino a 499 euro, stiamo parlando di pensioni sociali che tra l'altro non hanno neanche una tassazione, perché proprio non raggiungono, si dice non raggiungono la capienza. Ciò non toglie che sono persone in estrema difficoltà e quindi anche là bisogna preoccuparsi. Sul resto c'è la cosiddetta 14ª che viene erogata ai soggetti che non raggiungono i 1.500 euro lordi e viene erogata, noi chiediamo che venga innalzato questo limite proprio per allargare la platea. Tecnicamente si dice che per 2 volte il minimo venga allargato a 3 volte il minimo, quindi parliamo di pensioni che oggi fino a 1.500 euro lorde possono arrivare circa a 1.900-2.000 euro lordi. Su questo noi non abbiamo avuto nessun tipo di risultato, così come sulla rivalutazione delle pensioni. È stata questa un'altra... Ah, mamma mia, sì, ma perché? Sembrava vinta quasi. Qui possiamo dire che in 10 anni tutti i governi che si sono succeduti si sono tenuti circa 44 miliardi. Poi anche qua hanno voglia di individuare un soggetto, perché si dice ma sono pochi euro, abbiamo una rivalutazione parziale. Sì, però in 10 anni sono 44 miliardi che sono andate nelle casse dello Stato partendo dalle pensioni, in questo caso di soggetti che hanno versato i contributi, perché non sto parlando di altri soggetti, soggetti che hanno versato i contributi per 35 o 43 anni, che sono i limiti oggi per le pensioni solo di anzianità, per non parlare della vecchiaia appunto. Quindi anche su questo noi abbiamo chiesto la rivalutazione totale per tutti. È chiaro, con prevalenza per chi è più basso, quindi magari partendo da loro e arrivando, come dire, ai soggetti più alti magari fra un paio d'anni. Ecco, però il fatto che comunque ci sia stata una sentenza che si è pronunciata, che ci sia stata tutta una serie di situazioni e anche qui raccolte firme e nulla sia stato fatto, se non a un certo punto viene fuori la notizia, è stata concessa la rivalutazione delle pensioni e poi fai il calcolo neanche un euro, cioè veramente, che quindi vuol dire una beffa, ti fa comprendere che la volontà politica, istituzionale, oppure soldi non che ne è, e quindi dicono attenzione, se soldi non ce ne sono, men che meno, scordateveli, e quindi è una situazione di stallo questa. Questa è una situazione di stallo, ma noi non ci stanchiamo di continuare, perché ripeto, proprio per le cose che ha detto lei, è una situazione di rispetto e di dignità, oltre che di valenza democratica in un paese civile e democratico. Allora, anche qua la metto in battuta perché siamo a Natale, si pensa davvero che i pensionati ormai non pensino, non ragionino, invece i conti non dovrebbero votare. Sì, i conti li sappiamo fare. Allora
non solo non ci hanno dato niente, ma in questo caso ci hanno preso in giro, perché abbiamo fatto i conti e abbiamo scoperto che la rivalutazione proposta si avvicinava ai 50 centesimi, attenzione, non al giorno, al mese. Al mese, sì, neanche un euro. Tanto è vero che io in altre occasioni ho detto, se ci fosse giuridicamente la possibilità di raccogliere quei 50 centesimi, li rimanderei indietro all'INPS, sì, perché li diano davvero a chi ne ha bisogno. In questo caso magari per attività di crescita di posti di lavoro. Però in questo paese, vede, me la faccia dire così anche se è Natale, siamo continuamente in campagna elettorale, siamo in un Parlamento di persone che pensano tutte alla loro posizione individuale, sono pochissimi quelli che pensano davvero al Paese e si fanno politiche quasi ormai giorno per giorno o anno, per non dire anno per anno, nel senso, sto pensando alla finanziaria che ormai non è neanche più anno per anno, perché le scadenze che ci ha mostrato sono semestrali. Sì. E non c'è chiarezza e la forza anche morale di questi politici di dire di progettualità, perché se ci fosse uno che sia uno che dice noi per 5 anni non tiriamo fuori niente ma dedichiamo tutte le risorse a fare queste cose, non c'è progettualità, non c'è, guardi, torno a un settore che mi sta a cuore anche se stiamo parlando oggi di pensionati. In questo Paese non c'è più una politica industriale, anche qua da anni, così vale per la politica sulle famiglie. E allora però dove stiamo andando? Allora la politica, il Parlamento, i partiti, chi si occupa di campagna elettorale ogni giorno abbia la coscienza, la metto così, abbia la coscienza di dire almeno mettiamo insieme a posto un progetto vero per i prossimi 5 anni. Però a questo punto si succedono governi di una tendenza da una parte, dall'altra, di compromesso, eccetera. Appunto come è stato osservato da alcuni, questo viene ad essere anche un governo molto di sinistra rispetto ad altri e dovrebbe essere quello che accondiscende maggiormente, invece è proprio ben lontano da qualsiasi tipo di concessione. Allora, al di là delle nostre opinioni individuali, noi proprio come sindacato CISL siamo stati abituati dalla nascita, dalla nostra storia a guardare i fatti e a proporre le cose che pensiamo giuste e dopo ognuno di noi ha le sue volontà politiche. Io insisto non a caso di parlare di tutti i governi che si sono succeduti, dico, se addirittura siamo arrivati... ma non sa proprio per dire non voglio parlare di uno o dell'altro, no, proprio per dire che si sono succeduti e hanno cominciato da anni a fare una cosa che è scandalosa. Cioè, lei provi a pensare a provvedimenti strutturali, lasciamo perdere quali o se sono giusti o sbagliati. Ogni governo che arriva modifica uno dei provvedimenti strutturali. Vero, sì, cioè lei provi a immaginare che danno fanno al Paese e che danno ci fanno in giro per il mondo, perché voglia o non voglia, noi lavoriamo ormai in un'epoca di globalizzazione, dove noi che siamo un Paese senza materie prime e di terzisti, lavoriamo per l'estero e se chi viene ad investire dall'estero qui da noi non è sicuro che trova un ambiente chiaro, la dico così, non viene più, quindi alla faccia di tutte le cose di cui stiamo discutendo. Insomma. È verissimo. A fronte di questo voi state organizzando delle iniziative comunque a livello nazionale, territoriale, no? Perché non volete restare invisibili sostanzialmente. Assolutamente, lei ha usato una parola giustissima, non siamo invisibili, ne siamo oggi molto più consapevoli, come le dicevo all'inizio, e noi continuiamo anche dopo le scadenze, perché è evidente, anche qua non si prende in giro nessuno, e la finanziaria fra pochi giorni verrà deliberata, come si usa dire, ma noi continueremo perché queste materie riguarderanno anche il prossimo anno, prossime scadenze. Ricordo che alcune, per esempio, scelte di questa finanziaria andranno in vigore tra 6 o 7 mesi. Nella stessa maniera alcuni provvedimenti, vedi una legge sulla non autosufficienza, potrebbe essere presa anche fuori dalla finanziaria. Noi continueremo. Vediamo un presidio organizzato. Noi siamo presenti nelle piazze romane, come si vede dalla slide, in questi giorni, ma abbiamo ripreso la presenza capillare per quanto ci riguarda in Veneto, in tutte le province, nelle prefetture.
ma siamo in tutti o in moltissimi paesi, paesotti e cittadine del Veneto con i nostri pensionati, come dicevo all'inizio, che devo davvero ringraziare di cuore, e siamo nelle piazze, raccogliamo le firme, spieghiamo perché e troviamo la gente davvero che firma perché hanno capito la cosa più importante, non tanto che domani mattina ci sarà un risultato, non lo abbiamo mai promesso e non lo facciamo oggi, ma hanno capito che stanno facendo una battaglia per la loro dignità, e la raccolta delle firme continuerà in gennaio nelle modalità che decideremo, certo, ma capillarmente presenti. E qui per esempio si vedono le nostre sedi sindacali, i recapiti telefonici. Ecco, teniamo un attimo la slide ferma lì. Molte persone possono trovarci telefonicamente nelle nostre sedi, collegandosi per esempio al sito dei pensionati del Veneto, chiamando le sedi sindacali che sono sparse capillarmente in tutte le province, per farsi anche spiegare le motivazioni per cui si continuano queste iniziative. Ecco, peraltro c'è anche a livello unitario, avete delle iniziative per il lavoro nella settimana di mobilitazione per il lavoro che è dal 9 al 18 dicembre a cui partecipate. Esatto, noi partecipiamo, allora le iniziative sono tutte unitarie fortunatamente, soprattutto nelle piattaforme, come ho sempre detto, nelle nostre piattaforme da pensionati, ma nelle piattaforme unitarie sul lavoro. E noi partecipiamo perché, come dicevo prima, e non mi stancherò mai di usarla, e non è uno slogan ma è una convinzione, noi siamo i genitori e i nonni oggi di quelle persone, quantomeno siamo i fratelli, i cugini, i parenti, dipende sempre dall'età. Ci sono delle situazioni gravissime di crisi anche in Veneto. A Belluno è scoppiata la storia della Weinbau, che è l'ex Zanussi. Assolutamente. E attenzione che è scoppiata la grana della Safilo, che anche qua a Padova ha delle persone. Noi non solo esprimiamo a nome di tutti solidarietà a questi lavoratori, ma noi ci siamo stati, perché sono i nostri figli, come dicevo. Sì. E altrimenti il pensionato. Siccome siamo sempre verso Natale, mi permette anche di chiudere con una battuta, ma è amara ma simpatica, in questo senso. Noi sappiamo bene cosa il valore del lavoro, non solo per la dignità della persona, ma per esempio se ci sono tanti giovani e tanta gente che lavora, noi pensionati stiamo più tranquilli. Assolutamente. Prendiamo la nostra pensione e viviamo tranquilli e sereni in famiglia. Perfetto, noi dobbiamo chiudere, grazie naturalmente segretario. Ricordiamo tutti i territori provinciali che si stanno mobilitando, Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia, anche per le raccolte firme. Verona è attivissima a questo punto di vista, poi ci sono degli incontri anche nelle prefetture con i prefetti, quindi i pensionati si stanno muovendo, come diceva il segretario, anche a livello unitario, perché i temi sono caldissimi ed è grande importanza. Quindi con i numeri telefonici che vi facevamo vedere prima in sovrimpressione, rendetevi partecipi, date la vostra solidarietà, è estremamente importante, io direi intragenerazionale al di là di tutto. Grazie ancora, buon proseguimento, alla prossima. Buongiorno.